Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che i dati parlano, naturalmente quelli dell'emergenza Covid, parlano di un aumento ulteriore di casi, parlano di un aumento della pressione sulla sanità, sulle terapie intensive, parlano di una regione che ha affrontato l'arrivo delle notizie sul Super Green Pass in modo un po' ambivalente. Da una parte c'è chi, anche le associazioni di categoria, dicono era l'unico modo per salvare il Natale, dall'altra c'è qualcuno che dice non ne possiamo più di imposizioni, di decisioni, di scelte calate dall'alto, vogliamo uscire da questo dramma. Ovviamente noi vi raccontiamo tutte le posizioni, ve le facciamo vedere, ve ne parliamo. Partiamo però dall'annuncio del presidente Luca Zaia, che da qualche giorno non è in conferenza stampa, ma che siamo riusciti a raggiungere telefonicamente nel tardo pomeriggio di ieri per parlare della situazione che stiamo vivendo. Anche Zaia dice: in questo momento i numeri sono da zona bianca, in questo momento oggi, in questo fine settimana, il Veneto non rischia assolutamente nulla. Però la zona gialla è vicina, anzi è plausibile che se il trend continuerà con i dati degli ultimi giorni che stiamo vedendo, poi li vediamo fra pochissimo assieme perché sono già arrivati qui in redazione le tabelle che ci manda l'azienda Zero della Regione Veneto. Insomma, Zaia dice se andiamo avanti così la zona gialla è purtroppo assicurata. Resta da capire se andremo in zona gialla vicino a Natale, un po' prima, o se si riuscirà a spostare più avanti questo passaggio, oppure addirittura se con un'inversione di tendenza si riuscirà a evitare questo salto in una zona di rischio più alta. Intanto vediamo il servizio. Non c'è assolutamente da dormire sonni tranquilli. Non voglio allarmare nessuno. Abbiamo ovviamente ancora zona bianca, però è pur vero che ci stiamo avviando in una situazione di zona gialla e adesso non so i tempi, ma direi che forse un paio di settimane ancora saranno di zona bianca. 2 settimane alla zona gialla, non molto di più alla zona arancione se i contagi continueranno a crescere a questo ritmo. Il presidente del Veneto Luca Zaia lo dice chiaramente: 2066 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 8 decessi. Da luglio Zaia chiedeva al governo di decidere sulla terza dose. La somministrazione è stata autorizzata tardi e ora c'è la corsa a recuperare. È di queste ore il via libera dal 1° dicembre anche per gli over 18. Il nuovo decreto, che contiene il discusso Super Green Pass, entrerà in vigore quando dunque anche il Veneto lascerà la zona bianca per passare a giallo e poi arancione. Per la zona arancione non è che è distantissima, è probabile che noi ci arriviamo magari a dicembre, a metà dicembre o a Natale, non lo so, se continua così. Nella zona arancione è prevista la chiusura dei confini comunali, cioè si esce solo dal confine comunale per lavorare, chiusura di bar, di ristoranti e tutta una serie di altre attività. Ecco, con questo Super Green Pass non si chiude più. Nodo da sciogliere invece è quello dei trasporti. Con il Green Pass obbligatorio sui bus, come andranno a scuola i ragazzi? Agli studenti intanto l'invito di valutare la vaccinazione, però dico anche che bisogna garantire agli studenti la possibilità di avere libertà di movimento rispetto alle attività che sono necessariamente correlate al tema della scuola, e il trasporto per andare a scuola non è bypassabile. Su questo il Veneto ha interpellato il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità e attende una risposta. Il decreto, dice Zaia, ha dei vulnus che vanno sanati, ma anche diversi aspetti positivi. Abbiamo scongiurato il Super Green Pass sotto i 12 anni, e questo è un dato di fatto perché comunque era nell'aria la volontà di applicarlo anche ai bimbi e ci siamo battuti per questo. EMA ha intanto autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni. Saranno i genitori ora a decidere. Il governatore ribadisce solamente ciò che sostiene da sempre. I bambini non è che li possiamo considerare responsabili della pandemia e quindi dovete vaccinarvi per mettere in sicurezza gli adulti. Prima farei un grande appello agli adulti che si vaccinino. Allora, abbiamo visto i due filoni principali di questo momento. Da una parte la volontà, la necessità di salvare, come dicono tutti, il Natale, ovvero di evitare chiusure, lockdown, di tornare a quello che abbiamo visto, alle drammatiche immagini, situazioni che abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ormai quasi
2 anni la decisione di salvare il Natale, di evitare il lockdown, passa anche dal Super Green Pass, passa da quella che è un'accelerazione della campagna vaccinale delle terze dosi. Fra poco vediamo anche quei dati perché sono decisamente interessanti. Dall'altra c'è tutto il filone scolastico. Adesso sono arrivati anche i dati del monitoraggio delle scuole pilota e che ci fanno capire qual è in questo momento la situazione nelle scuole. Tante tabelle, tanti grafici da vedere, ma abbiamo un'ora e mezza da stare assieme perché anche oggi siamo in onda fino alle 13:30. Fra poco vediamo tutto questo. Invece adesso cominciamo a fare un tour del Veneto per sentire le reazioni dei cittadini, di voi telespettatori alla notizia dell'arrivo del Super Green Pass. In questo caso andiamo a Bassano, ma poi abbiamo anche Vicenza, Padova, Venezia, insomma abbiamo sentito tantissime persone. Ecco le prime voci. Super Green Pass, lei che cosa ne pensa? Pienamente d'accordo. Come mai? Perché è un dovere di tutti i cittadini fare questa cosa. Serve solo dare più libertà ai cittadini che si sono vaccinati. Che va benissimo, se vogliamo salvarci penso che non ci sia altra strada. Io non sono un immunologo, un virologo, mi fido della scienza. Sono molto favorevole perché penso che vaccinarsi, anche completando tutte le vaccinazioni, sia un dovere civico nei confronti di una comunità che comunque sta facendo dei grandi sacrifici. Abbiamo passato una pandemia, ancora ci siamo ed è, penso, un dovere proprio vaccinarsi a tutela nostra e a tutela degli altri. Sono super contraria. Come mai? Mi dica. Io sono una non vaccinata. Quindi lei, la sua vita sarà un po' più ristretta dal 6 dicembre? Tanto prima o poi finirà. Io sono d'accordo, comunque. Io sono vaccinata, eppure dobbiamo essere tutti responsabili. Queste le voci delle persone. Sentiamo invece la voce delle imprese, di chi fa impresa, di chi fa commercio, perché la notizia dell'arrivo di queste novità riguardanti l'uso del Super Green Pass, ma anche tutte le altre vicende che si stanno susseguendo in Veneto, ha accontentato quelle che potevano essere le richieste di una parte molto importante del comparto commerciale. Ecco. Noi siamo preoccupati, ma però diciamo che dobbiamo fare tutto quello che può servire per salvare il Natale, che per noi è un periodo importantissimo e ne vale del 30% del nostro fatturato. Quindi Super Green Pass, mascherine all'aperto, tutto quello che può servire per dare la tranquillità ai nostri clienti, ma soprattutto anche ai nostri imprenditori, noi lo condividiamo, insomma, c'è poco da fare. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Veneto per l'adozione del Super Green Pass, che impedirà ai non vaccinati di avere accesso a bar, ristoranti, cinema, palestre, piscine. Purché il Natale si salvi, dice. Noi chiediamo solo di poter esercitare la nostra attività in tranquillità. Noi siamo imprenditori, dobbiamo assolutamente programmare le nostre attività, dobbiamo fare gli acquisti, dobbiamo prepararci. Non possiamo pensare come l'anno scorso, quando siamo stati in zona rossa. Per noi sarebbe un dramma e vorrebbe dire un numero importante di imprese, e parlo di numeri a doppie cifre, che chiuderebbero definitivamente. Bertin non nasconde però delle preoccupazioni. Per noi è una grandissima preoccupazione, non è che la viviamo come per dire beh dai via, intanto andiamo avanti. Noi la viviamo con estrema preoccupazione, non abbiamo altra scelta, dopo d'altronde non è che possiamo scegliere o. Noi dobbiamo subire quello che ci viene ordinato dal governo. Tutto pur di salvare il salvabile, dunque, tenendo presente la spada di Damocle degli aumenti che peserà notevolmente sulle famiglie. La guerra della pandemia l'abbiamo e la stiamo vivendo. Chiaramente questo ha comportato tutta una serie di aumenti delle materie prime, perché tantissime, è una cosa mondiale, tantissime imprese si erano fermate e quindi adesso devono rimettersi in moto, e questo ha comportato una serie di aumenti
aumenti delle materie prime è impressionante e quindi non so se questo poi si ritornerà a un regime come quello di prima. Ho dei seri dubbi su questo. Questo ha generato tutta una serie di situazioni che diventano preoccupanti per l'economia proprio del nostro, anche se i dati dicono che il PIL è aumentato, l'esportazione è aumentata, però dopo se noi guardiamo la vita reale, la vita quotidiana, vediamo che tutte le difficoltà le respiriamo tutti i giorni, è inutile. Arrivano notizie nazionali dall'ANSA perché a rischio moderato 18 regioni, solo il Veneto è ritenuto a rischio alto. Questo è il monitoraggio settimanale della cabina di regia. Una regione risulta classificata a rischio alto questa settimana, ci fanno sapere, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia riportati dall'Istituto Superiore di Sanità. Da quanto si apprende, la regione a rischio alto sarebbe il Veneto. Queste le prime notizie che ci giungono a livello nazionale. 18 regioni e province autonome invece risultano classificate a rischio moderato. 10 regioni e province autonome riportano un'allerta di cosiddetta resilienza. Scusate, nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Adesso, prima di andare in pubblicità, andiamo a vedere un'infarinatura delle notizie padovane. C'è Valentina Visentin con Federico Cibotto per noi a Padova. Buongiorno Valentina, oggi giornata particolare per Padova. Vediamo che la nostra collega si sta mettendo ora le cuffie. Valentina, dicevamo giornata particolare per Padova, abbiamo 30 secondi prima della pubblicità, poi torniamo con te a parlare delle novità padovane. Primo giorno di mascherine. Sì, infatti come vedete ho la mascherina anche se sono all'aperto, ma mi trovo in un'area centrale di Padova, nella centralissima via Roma, quindi lungo il Liston, il luogo dello struscio, chiamiamolo così, e da oggi insomma devo utilizzare la mascherina per poter stare all'aperto. Stiamo dando un'occhiata insieme al mio collega Federico Cibotto e devo dire che al momento abbiamo visto sì molte persone con la mascherina, alcune che magari non lo sanno ancora o forse proprio perché non la vogliono indossare ma non ce l'hanno, quindi insomma è anche il primo giorno, quindi insomma diamo anche il tempo di riabituarsi all'uso della mascherina in una zona centrale, però insomma i controlli dei vigili della polizia locale dovrebbero esserci, anche perché questa sera c'è il Black Friday, l'accensione dell'albero di Natale, in concomitanza con l'accensione dell'albero di Natale davanti a Palazzo Moroni, e quindi si prevede un afflusso maggiore di gente e in questo caso la mascherina diventa assolutamente necessaria. Allora Valentina, noi vi chiediamo la cortesia di aspettare un paio di minuti, giusto il tempo di finire la pubblicità, perché torniamo con voi a parlare di quelle che sono state le prime ripercussioni padovane di queste novità. Quindi ai nostri telespettatori diciamo state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta oggi, come sempre, in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Torniamo a collegarci con Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin che con Federico Cibotto ci aspettano per ricordarci, insomma, primo giorno di mascherine. C'è da dire la verità, Valentina, che alle tue spalle abbiamo visto passare parecchie persone senza la mascherina. Tu dirai, come ci hai detto prima, sì, è il primo giorno, è appena partita l'ordinanza, però ci pare di vedere che non tutti abbiano intenzione di rispettarla questa ordinanza. Sì, infatti è quello che ci si chiede, non lo vogliono fare, quindi non vogliono rispettare l'ordinanza o forse ancora non lo sanno, lasciamo il beneficio del dubbio per queste 24 ore, ma poi insomma se da domani insomma, dovrebbe un po' entrare nell'ordinario dover indossare la mascherina in questa zona di Padova, anche perché come ti dicevo questa sera è previsto un afflusso imponente di persone qui a Padova per il Black Friday e anche per l'accensione dell'albero di Natale davanti a Palazzo Moroni e delle luminarie natalizie in tutta la città. Quindi staremo a vedere. Quel che è certo è che il prefetto ha detto che nei prossimi giorni aspetterà un attimo le disposizioni che arriveranno da Roma, ma nei prossimi giorni convocherà un altro comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico proprio per fare il punto sulla mole di controlli, dispositivi di controlli che dovranno essere messi in campo in città, sia per appunto vigilare sull'uso della mascherina, ma anche per vigilare sull'introduzione del Super Green
Green Pass che prevede numerose restrizioni per i non vaccinati, quindi con controlli ovviamente a partire dai mezzi di trasporto pubblico, dove appunto dal 6 di dicembre sarà necessario presentare il Green Pass sia per prendere l'autobus o semplicemente anche per il tram, anche se sono brevi tratti. Quindi insomma ci sarà proprio da fare il punto della situazione, ha detto il prefetto, per il dispositivo di controlli che dovrà essere messo in campo in città, anche perché e questa, Ferdinando, sono notizie che ci arrivano proprio in questi minuti, perché è in corso una conferenza stampa dell'USL 6 Euganea. I contagi continuano a essere parecchi qui a Padova, 430 quelli delle ultime 24 ore, superati abbondantemente i 5.500 casi positivi in tutta la provincia, con gli ospedali che si stanno riempiendo. L'altro giorno avevamo detto che erano pronti in ospedale 22 nuovi posti letto alla clinica medica del nono piano del monoblocco, ebbene già 10 posti letto sono stati occupati di questi 22 e l'USL dice che insomma l'incidenza di contagi riguarda soprattutto i Novax, dove la percentuale, il rapporto ogni 100.000 abitanti supera le 700 unità, a fronte dei 170 casi ogni 100.000 abitanti nella popolazione vaccinata. Questo è un dato emblematico, anche se c'è una buona notizia, perché pensate che dopo lo stop che vi avevamo più volte detto delle prime dosi, ieri solo nel territorio dell'USL 6 Euganea sono state realizzate 1.000 nuove prime dosi, quindi persone che fino all'altro giorno non erano vaccinate, che hanno deciso di vaccinarsi, 1.000 persone nel Padovano, con un incremento di prenotazioni delle terze dosi, e pensate che già il 10% della popolazione padovana risulta coperto con la terza dose di vaccino, perché su 700.000 più vaccinati in provincia, quasi 64.000 hanno già ricevuto la terza dose, ce ne sono già 11.000 prenotati. Dal 1° di dicembre, fa sapere inoltre l'USL 6, sarà possibile anticipare chi ha prenotato la terza dose a distanza di 6 mesi, perché lo sappiamo, fino alla settimana scorsa si poteva prenotare a distanza di 6 mesi dalla seconda dose. Chi quindi aveva già prenotato può anticipare a 5 mesi quindi la prenotazione, quindi potrà fare il cambiamento con l'anticipazione. Quindi insomma sono le ultime indicazioni, resta sempre invece ad accesso libero la prima dose. Valentina, allora intanto grazie per questi dati, sono importanti quelli delle vaccinazioni, non sono proprio confortanti quelli dell'emergenza. Comincia un mese invece tanto importante per Padova, il mese che ci porterà a Natale. Padova città di commercio, Padova città d'arte, di turismo. Vedremo se le scelte fatte a livello comunale e a livello naturalmente governativo, statale, porteranno dei benefici o se le cose andranno male. Naturalmente la speranza è che si possa arrivare a Natale con tutta una serie di situazioni positive. Prima di lasciarvi andare, perché sappiamo che la giornata è complicata, ci avete segnalato un caso di molestie un po' abbastanza brutto alle Terme. Noi abbiamo già il servizio, però puoi pure introdurlo tu, Valentina. Sì, ci sono due notizie di cronaca, Ferdinando. Purtroppo il ritrovamento di un corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni all'interno di un capannone abbandonato in via Fra Paolo Sarpi, una zona frequentata da tossicodipendenti. Si sospetta che purtroppo anche il ragazzo sia morto di overdose. E poi questa brutta storia di violenza che arriva, tra le altre cose, a ridosso della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una violenza che risale a quest'estate, ma la protagonista, una 18enne trevigiana, ha avuto il coraggio solo molto dopo molti mesi, di raccontare alla mamma proprio dal trauma subito, non riusciva a parlarne. Adesso ha denunciato e la Procura di Padova farà chiarezza su questa vicenda. Allora noi vediamo il servizio, ma salutiamo Valentina e Federico Cibotto. Buon lavoro, buona giornata. Buon lavoro. Vittima di violenza sessuale da parte di un massaggiatore durante quello che doveva essere un soggiorno relax alle Terme. Un regalo di compleanno che si è trasformato in un dramma per una 18enne originaria della zona di Conegliano. La ragazzina aveva ricevuto dalla mamma un pacchetto di 3 giorni per un soggiorno benessere in un hotel di Montegrotto. Durante uno dei massaggi rilassanti scelti dalla giovane sarebbe avvenuta la violenza da parte di un massaggiatore di 51 anni residente nella zona dei Colli Ugani, che ora risulta indagato. I fatti
risalgono allo scorso 1° agosto. L'uomo avrebbe abusato per un'ora della 18enne toccandola nelle parti intime e baciandola. La ragazza, terrorizzata, non è riuscita a reagire e ha trovato il coraggio, solo dopo molto tempo, di raccontare tutto alla mamma, preoccupata perché da mesi la vedeva strana e taciturna. La mamma si è così rivolta ad un avvocato di Treviso che ha presentato un esposto in procura a Padova. Immediate le indagini dei carabinieri che a breve dovranno interrogare il 51enne accusato di violenza sessuale. Approfondiamo invece l'altra notizia di cronaca che ci arriva dalla nostra redazione padovana, poi andiamo avanti col tema Covid dopo la pubblicità. Questo 18enne è stato trovato senza vita ieri sera in un capannone abbandonato in via Fra Paolo Sarpi, a pochi passi dal centro cittadino. A trovarlo è stato un altro ragazzo che ha subito dato l'allarme. Quando il 118 è arrivato sul posto, ormai non c'era più nulla da fare. Il luogo, ci fanno sapere i nostri colleghi della redazione padovana, viene spesso usato da tossicodipendenti per consumare stupefacenti. Stando alle prime ipotesi, però si parla di ipotesi, ovviamente bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia, almeno di un esame autoptico, si potrebbe trattare di un'overdose. Il corpo del 19enne, originario di Pianiga, ma da qualche tempo senza fissa dimora a Padova, è ora infatti a disposizione dell'autorità giudiziaria che deciderà se dare il seguito all'autopsia per chiarire le cause del decesso. Ve ne parleremo poi nel seguito della nostra informazione. Noi ora torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché abbiamo ancora tantissime notizie da dare, tanti collegamenti, dobbiamo vedere tutti i dati, vediamo tutto fra pochi minuti. State con noi. Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG, bentornati. Siamo in onda anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che sono arrivati i dati, finalmente li vediamo insieme. Cominciamo con la regia di Alessandro Costacurta a vedere quelli delle vaccinazioni, perché in questo momento sono molto attesi, c'è grande attenzione per queste informazioni, perché sono 24.000 le dosi somministrate ieri, per l'esattezza sono 24.757. Le prime dosi sono state 1.807 ed è un numero in crescita. Eravamo attorno ai 1.000, 1.200, il numero in crescita è plausibile, ma non possiamo dirlo con certezza fino a quando non avremo la conferma dai vertici della sanità regionale che questa differenza sia dovuta al fatto che moltissime persone, avendo saputo del Super Green Pass, quindi del Green Pass che permette di fare praticamente tutto, ma è basato sul vaccino e non solo sul tampone come succede finora, abbiano deciso di vaccinarsi. Sono 1940 i cicli completati, sono addirittura 21.000 le addizionali booster, terza dose. Il Veneto ha somministrato il 92,6% delle dosi a disposizione, vuol dire che la campagna vaccinale corre e comunque c'è magazzino, non ci sono più problemi di approvvigionamento in questo momento. Vediamo le percentuali sulla popolazione residente. Sono 76,8% del totale i veneti che hanno almeno una dose, qui si parla su tutti i residenti in Veneto, 75,6% quelli che hanno il ciclo completo, 77% quelli che hanno o la prima dose o la prenotazione della seconda. Il booster, la terza dose addizionale, siamo al 7,8%, un numero in forte crescita anche questo. Ma vediamo ancora, sì, questa è la tabella più importante in questo momento, perché ci fa capire quella che è la copertura vaccinale del Veneto in relazione alle fasce che sono vaccinabili. Non sono ancora inseriti come vaccinabili, anche se succederà fra poco, i giovani fino agli 5-11 anni, diciamo, quella fascia che dovrebbe arrivare la conferma entro pochi giorni, però vediamo che comunque l'85,2% dei veneti hanno la prima dose, dei veneti vaccinabili, il 100% degli anziani sono coperti. I veneti che hanno anche la seconda dose sono l'83,9%, con gli anziani al 98,7%, 92,3% nella fascia 70-79. Poi vediamo che cresce in modo impressionante anche il numero, la percentuale
delle terze dosi siamo all'8,7%. Vediamo che anche la cosiddetta onda delle vaccinazioni sta salendo, questi sono dati che riguardano metà settimana, siamo già a 86.000, è plausibile che con queste medie si arrivi tranquillamente a superare le 100.000 unità, cosa che non succedeva, a parte la settimana scorsa, ormai da più di un mese. Quindi dati importanti, davvero importanti per quanto concerne le vaccinazioni. Prima di vedere gli altri dati andiamo a sentire che cosa ci hanno detto i vicentini quando gli abbiamo parlato dell'arrivo del Super Green Pass. Super Green Pass anche in zona bianca, lei cosa ne pensa di questa iniziativa del governo promossa ieri? Io penso che sia corretta, che chi si è vaccinato avrà il diritto di andare in giro. Sono a favore dei vaccini naturalmente e anche del Super Green Pass. Io credo che il lockdown sia giusto per chi non si vaccina. Sono favorevole. Perché? Perché è un momento difficile, questa è un'epidemia importante, abbiamo avuto tantissimi morti e soprattutto anche per l'economia, se vogliamo che riparte, che le persone lavorino è necessario. Io ce l'ho, mi sono vaccinata, ce l'ho Green Pass, chi me lo chiede lo faccio vedere, meglio per tutti, diciamo. Visto il problema, sì, credo che sia una buona soluzione. Necessario, non so se è una buona soluzione, non so se è ottima. Per salvaguardare prima di tutto noi anziani e anche i giovani. Sinceramente, se devi sempre stare a casa, ti deprimi come questi 2 anni. Io sono super a favore anche perché sto studiando infermieristica, quindi sono super a favore per i vaccini, soprattutto per questo vaccino perché salvaguardia oltre noi stessi anche gli altri, quindi sono a favore. Non è discriminatorio, dice lei? No. Perché se uno non si è vaccinato rischia di infettare gli altri, cioè. Assolutamente no. Secondo me no, bisogna salvaguardare prima gli altri, poi ovviamente anche se stessi, però alla fine è una cosa che si fa per la salute in generale. Sono anche opinioni discordanti su questo tema, ovvio che più si sale più il tema è polarizzante, conosciamo benissimo la distanza che c'è tra le opinioni di chi dice bisogna vaccinarsi e di chi invece dice non voglio vaccinarmi, quindi è una situazione anche in Veneto piuttosto complessa. Noi possiamo raccontarvela, possiamo portare nelle vostre case le voci delle varie posizioni, però c'è una posizione che è quella degli albergatori che dicono sì, il Green Pass va bene, siamo contenti, è stata una bella idea, ma bisogna fare chiarezza perché mancano ancora alcuni dettagli probabilmente interpretativi che potrebbero fare la differenza da qui a Natale. Vi sentiamo. Gli albergatori veneziani sono pienamente allineati con il governo Draghi sulla scelta del Super Green Pass. Lo dice senza tentennamenti il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa, che parla chiaro, anzi chiarissimo. È ora di stringere i cordoni, è ora di far capire che bisogna vaccinarsi. Come direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori non posso che invitare tutti alla vaccinazione, è l'unica maniera per risolvere il problema. Quello che ci preoccupa è l'applicazione, bisogna essere chiari nelle modalità di applicazione, bisogna capire quali sono le modalità di applicazione in albergo, pare che si userà un Green Pass basico, mentre invece per accedere al ristorante ci vorrà un Green Pass pieno, insomma la cosa non è ancora chiara e quindi invitiamo il governo soprattutto a essere chiaro. Chieste maggiori indicazioni sulle modalità in cui mettere in pratica lo strumento e poi far capire quali sono le regole e qual è la vera situazione, la vera applicazione della legge da applicare negli alberghi. Per quanto riguarda le prenotazioni siamo in periodo di bassa stagione, quindi è evidente che la bassa stagione significa che non è certamente gli alberghi di Venezia non certamente pieni. Possiamo dire che nel weekend abbiamo un tasso di occupazione abbastanza alto, per ora intorno al 70%, scendiamo sotto il 50% nel midweek. Per Capodanno le sensazioni sono ben positive. Prospettive positive per Capodanno, ovviamente Natale invece la gente andrà in montagna, non verrà certamente a Venezia. Per cui la vita sta riprendendo, c'è una leggera ripresa, contiamo in un 2022 che non sia di piena ripresa, ma almeno un 2022 di speranza per avere un 2023 in cui si torni alla vita normale. Queste sono le prospettive, però ripeto, dipende tutto dal grado di vaccinazione perché chi comanda il virus è l'unica maniera per combattere il virus è la vaccinazione.
L'ultima frase ci fa ben capire qual è l'opinione, in questo caso degli albergatori veneziani, ma condivisa anche da altri colleghi. Allora, vediamo, sempre con la regia di Alessandro Costacurta, quelli che sono i dati dell'emergenza Covid appena arrivati in redazione. Non sono confortanti, lo dicevamo prima con durante i nostri collegamenti, non sono affatto confortanti perché in questo momento ci sono 2036 nuove positività, sono dati aggiornati a questa mattina, sono arrivati pochi minuti fa in redazione. I casi attualmente positivi in Veneto sono 26.254, quindi anche questo è un numero in crescita. Ricordiamo solo poche settimane fa, pochi giorni fa eravamo a quota 9, 10.000, adesso siamo già oltre le 26.000 unità attualmente positive in Veneto. Zaia ha detto se andiamo avanti con questi dati la zona gialla è assicurata in un paio di settimane. Forse prima pare che addirittura che il Friuli i vicini di casa possano entrare in zona gialla già dalla settimana prossima, sono voci che circolano in queste ore, quindi vuol dire che la situazione legata all'incidenza, all'RConT, i numeri dei contagi in questo momento sono un po' delicate. Torniamo alla tabella perché sono 509.336 le persone positive in Veneto dall'inizio della pandemia. Purtroppo sono da contare anche 11.935 morti in Veneto dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella perché è altrettanto importante, perché ci fa capire la situazione della sanità in Veneto in queste ore. Vedete già che i numeri sono piuttosto alti nelle grandi città. Esempio su tutti, Padova che ha 46 persone ricoverate in area non critica e addirittura 18 positive, naturalmente anche area non critica, 18 positive in terapia intensiva. Ma scendiamo nella seconda parte della tabella, l'ultima, che ci fa vedere i dati aggiornati a poco fa. Sono 462 le persone ricoverate in area non critica, di cui 407 ancora positive, 89 ci avviciniamo a quota 100 terapie intensive impegnate, di cui 77 positività in terapia intensiva, 12 persone che si sono negativizzate. Siamo molto vicini alle 500 persone ricoverate negli ospedali del Veneto ancora positive, siamo invece ben oltre le 500 unità per quanto riguarda i ricoveri legati al Covid. Le differenze con la giornata di ieri sono meno lampanti rispetto alle scorse ore, perché c'è un bilancio positivo di 7 unità per quanto riguarda l'area non critica, un bilancio positivo di 3 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. Sono da segnalare anche purtroppo 4 decessi. Questi sono i dati dell'emergenza Covid, vanno confrontati, messi a confronto naturalmente anche con quelli della campagna vaccinale, di una campagna vaccinale che corre. Il problema è che corre anche il contagio, corrono anche i ricoveri, è tutta una situazione in divenire che vi racconteremo qui nel corso del nostro Focus TG, i nostri telegiornali di questa sera. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando di Super Green Pass, delle ricadute immediate e anche a medio termine delle decisioni prese dal governo, che naturalmente entreranno in vigore all'inizio di dicembre, dopo la prima settimana di dicembre. Ora vari comuni fanno le loro scelte, fra poco vediamo chi ha deciso di fare cosa. Sentiamo però le voci dei pubblici esercizi padovani su questa scelta. Direi che è una cosa buona. Io ho fatto tutti i vaccini, manca il terzo, lo farò più che volentieri. Super Green Pass al via dal 6 dicembre. Il governo ha deciso questa misura che ha l'obiettivo di salvare il Natale. Penso che sia una cosa utile, sinceramente, perché almeno restano un po' in regola, diciamo, perché mica tutti seguono le regole. Io ho passato l'asiatica, perciò so cosa vuol dire avere una cosa, ma a quei tempi non c'era niente. Adesso che per fortuna c'è qualcosa è meglio utilizzarlo, secondo me. Sono contro il Green Pass. Il corpo umano è intelligente, può affrontare tutto. Poteva affrontare anche questa se non facevano
quelle famose punture. Lei teme che questo incrementi ulteriormente uno scontro? Secondo me sì, perché secondo me da come è stato esposto al pubblico sembra che chi non si vaccina è la pecora nera della situazione. Invece comunque ci potrebbero essere casi di persone vaccinate con 2-3 dosi che potrebbero contrarre il Covid e magari pensando che loro sono vaccinati vanno in giro e possono contagiare vaccinati e non. Concordo pienamente su tutte le scelte che sono state fatte. Meglio il Super Green Pass dei locali chiusi dello scorso Natale, l'opinione dei pubblici esercizi. Possiamo però considerarlo un male minore. Dobbiamo infatti parametrare quello che sta succedendo quest'anno, quindi la possibilità che sarà data ai ristoranti, ai bar, alle pizzerie, ai locali, ai pubblici esercizi di lavorare, seppur con nuove limitazioni, soprattutto riguardo ai clienti che si potranno accomodare all'interno degli esercizi. Dobbiamo paragonarlo, dicevo, a quello che stava vivendo il settore l'anno scorso a dicembre, con i locali chiusi, la possibilità solo di effettuare servizio per asporto o di consegna a domicilio e in moltissimi casi fatturati praticamente a zero. Questa novità del Super Green Pass non ha proprio entusiasmato ristoratori e baristi veneziani. Sentiamo cosa ci dicono. Ma noi è già un mesetto che scommettiamo su quello che succederà. Diciamo che ci sono due fronti al riguardo. C'è chi già da un mese ritiene che il Natale probabilmente è messo effettivamente a repentaglio per le attività di ristorazione. Ma come si fa? Ormai è come lanciare la monetina, è difficile dirlo, insomma. Non possiamo sempre stare là, hai il Green Pass, non hai il Green Pass, o che facciamo il barista o che facciamo i controlli, è un po' un problema anche questo. Io ho un bar piccolo, posso anche, però chi ha un'attività grande deve lasciare una persona, ci sono sempre problemi. Diventa un incubo. Brava. Abbiamo sbagliato dall'inizio in cui dovevamo dire obbligatorio per tutti. Adesso correggono il tiro in presa d'opera, ma non è così, non è così. Secondo lei non si salva il Natale con questa decisione? È già perso il Natale. Si vede che la gente effettivamente è più cupa. Un dato che posso darvi è che siamo a fine novembre, fa freddo, eppure ancora adesso la gente preferisce star fuori piuttosto che entrare, anche fosse. È così, la gente entra se non c'è più posto fuori. Dicevamo che sono in ordine sparso per ora i comuni, le amministrazioni comunali che hanno deciso di anticipare le imposizioni, le scelte del governo con il Super Green Pass, attivando ordinanze che impongono l'obbligo di uso delle mascherine nei centri storici. Già dei prossimi giorni, abbiamo sentito, Padova ha iniziato oggi, qualcuno magari in montagna inizierà fra pochi giorni. Ci sono i mercatini di Natale in tantissime città turistiche del Veneto e Bassano ha deciso di far partire l'obbligo di mascherine da domani. In attesa della piena operatività dei provvedimenti governativi sul Green Pass, il comune di Bassano si accoda alle amministrazioni che rendono obbligatorie le mascherine. Da sabato sino a San Silvestro, con eventuale prosecuzione all'Epifania, sarà in vigore l'obbligo di portare la mascherina dal ponte alle piazze, da Angarano a Piazza Terraglio, da Viale dei Martiri a Via Volpato. In pratica il centro storico allargato, con tutta la sua dote di locali pubblici, esercizi, botteghe, servizi e mercatini vari. In pratica il centro storico allargato, con tutta la sua dote di locali pubblici, esercizi, botteghe, servizi e mercatini vari, diventa nelle 24 ore una zona in cui è d'obbligo portare dispositivi individuali di protezione. Sono esentati i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone la cui situazione di salute sia incompatibile con l'uso della mascherina. Inoltre vige l'obbligo di osservare un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, a eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi. Bassano va ad aggiungersi così alla lista delle città in cui, per salvare il Natale, l'uso obbligatorio della mascherina si somma alle regole previste dal governo. Nella Pedemontana si erano già schierati a favore di questa norma Marostica e Asiago, con altre località turistiche pronte a varare ordinanze simili. Quindi la scelta delle mascherine, poi
anche del Super Green Pass non è solo per salvare il Natale, è per salvare anche mercati e mercatini di Natale. Poi andremo a vedere come andrà nelle prime giornate con queste novità nelle varie città del Veneto. Arriva invece anche una tabella che riguarda il monitoraggio nelle scuole. Vediamola al volo. È un monitoraggio che riguarda l'anno scolastico 2021-2022 che ci dice che in Veneto sono avvenuti 4.023 eventi scolastici dall'inizio dell'anno. Ovviamente per evento scolastico si intende la presenza di almeno un soggetto positivo che determina l'identificazione di un gruppo di contatti scolastici. Quindi 4.023, vediamo, la gran parte sono avvenuti nelle scuole primarie 34,%, scuole serali 22%, secondarie di secondo grado 23,5%, pochi asili, il resto scuole dell'infanzia. 80.269 alunni e operatori coinvolti, quindi vuol dire che il virus è circolato comunque nelle scuole. Vediamo gli eventi scolastici per settimana, sono 47 le settimane di monitoraggio. Quelli grigi sono gli eventi conclusi, ovvero le situazioni che si sono chiuse, quelli gialli eventi in corso. Vuol dire che in questo momento avevamo più di 600 casi nelle varie scuole del Veneto, eventi, loro li chiamano eventi perché naturalmente coinvolgono più persone. Vedete anche questi dati, eventi scolastici in cui si è verificato almeno un secondo caso, quindi un passaggio del virus, 32,6% per le scuole dell'infanzia, 33,3% la primaria. Ecco, sono tutti dati piuttosto importanti che ci mostrano che comunque nelle scuole ha circolato. Vediamo, questo è importante perché l'area in cui si sono verificati più contagi a scuola è quella della provincia di Padova e del Veronese. Poi la Marca Trevigiana, ovviamente Pedemontana e Verica vanno sommati e comunque arrivano anche qui attorno ai 200 casi. Questi sono tutti i dati, poi magari ve li carichiamo sui social se qualcuno ha bisogno di dare un'occhiata, di studiarseli un po', sono comunque importanti. Ma torniamo in studio, andiamo a vedere, eravamo a Bassano poco fa con il servizio riguardante l'avvio dell'ordinanza che impone l'uso di mascherine in centro per il mercato di domani mattina già, e poi naturalmente fino a Natale o eventualmente fino all'Epifania. Sentiamo che cosa ci hanno detto i baristi bassanesi, località, città. Con il Super Green Pass si riaccendono le preoccupazioni di molte categorie, a cominciare dai bar, locali e tutti gli altri servizi dedicati all'ospitalità. Sicuramente ci saranno purtroppo ancora delle limitazioni, però penso che sia l'unico sistema per non farci chiudere, ben venga, insomma, basta che non ci chiudano di nuovo, insomma. Quindi si prospettano magari dei cali delle persone, anche perché ricordiamo ce ne sono ancora tanti che non sono vaccinati. Sicuramente quando si mettono delle restrizioni comunque del lavoro sicuramente si perde. Speriamo di non perdere più che altro già le prenotazioni che abbiamo ora, che non ci siano restrizioni o cambi di colore repentini con delle limitazioni ancora più gravi di quelle che possono capitare con il cambio dei colori delle regioni. Con la nuova carta verde potenziata, l'accesso alla vita normale almeno fino all'anno prossimo verrà consentita esclusivamente ai vaccinati o appena guariti, e la preoccupazione maggiore è che ci possano essere forti ricadute sulle prenotazioni in vista delle vacanze natalizie. Non lo so se servirà a salvare le vacanze, sicuramente, ripeto, se è l'unico sistema per non farci chiudere, ben venga. Purtroppo per un altro anno sicuramente c'è qualcuno che non è sereno, qualcuno che ha sempre logicamente da dire la sua. Non siamo ancora fuori da questo famoso tunnel, perciò speriamo di uscire in fretta e portare pazienza. Non ne siamo ancora fuori, anzi c'è qualcuno che
c'è dentro con tutti e due i piedi. Ad esempio il Friuli Venezia Giulia, appena arrivato un ANSA in redazione, ci dice che da lunedì Friuli unica regione a passare in zona gialla. Oggi arriverà l'ordinanza del Ministero della Salute, sarà il Friuli Venezia Giulia l'unica regione che da lunedì si troverà in fascia gialla. Secondo quanto si apprende, l'ordinanza del Ministero della Salute riguarderà questa regione. Naturalmente bisognerà vedere l'ordinanza nero su bianco, ma le anticipazioni che arrivano di solito sono piuttosto precise, quindi si ricomincia con il giro dei colori, si esce dalla bianca, si va in gialla, riguarda il Friuli, vicini di case, di rimpettai del Friuli Venezia Giulia, ma sappiamo che Zaia ha già detto con questi dati anche il Veneto e in massimo 2 settimane tornerà in zona gialla con tutto quello che ne consegue. Allora, vediamo che cos'è successo adesso invece in fiera a Verona con una situazione che Sboarina, il sindaco, definisce inaspettata a causa di molti assembramenti. Io sono andato questa mattina in inaugurazione, sono arrivato poi, l'inaugurazione è stata un po' più tardi e poi ho visto anch'io queste foto. Devo dire, allora, da una parte devo dire che poi sono stato anche più tardi all'interno dei padiglioni dove non c'è una situazione come quella lì e dove devo dire che tutti i ragazzi portano assolutamente la mascherina, anche perché è presidiato, tra l'altro ci sono gli stand della polizia, dei carabinieri, della polizia locale, della protezione civile, quindi è vero che, e questo adesso l'ho già detto alla fiera questa mattina, certo il momento dell'ingresso è un momento un po' particolare da gestire probabilmente meglio, perché i ragazzi arrivano con i pullman, arrivano con i treni, arrivano tra l'altro anche da fuori Verona e il momento dell'ingresso è il momento in cui si è generata quella situazione, perché poi in realtà all'interno, tra l'altro la fiera è talmente grande, talmente vasta, abbiamo fatto anche Fiera Cavalli negli ultimi fine settimana con 100.000 persone, non ci sono stati problemi, che dobbiamo avere la massima attenzione quotidiana ed è il motivo per cui ogni giorno su ogni singolo evento, su ogni singola questione poi bisogna sempre migliorare, perché ci troviamo ad affrontare delle situazioni che talvolta magari non te le aspetti con quelle caratteristiche, quindi bisogna intervenire subito per fare in modo che il giorno dopo la situazione sia sicuramente migliore. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo perché anche oggi siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Passiamo dal Covid, dall'emergenza coronavirus, ne abbiamo parlato per tutta la prima fase della nostra informazione, ma naturalmente è il tema importantissimo non tanto per l'emergenza in sé, alla quale sta pensando la sanità nazionale del Veneto, i vaccini, i dati, i contagi, quanto per le ricadute delle novità, delle scelte fatte da chi governa, Super Green Pass, mascherine obbligatorie nei centri delle città, tante cose che cambiano per chi fa commercio, per chi fa ristorazione, per chi ha organizzato magari i mercatini o un assetto turistico da qui a Natale per salvare tramite il Natale le finanze di un anno piuttosto difficile dopo un altro anno altrettanto complicato. Passiamo quindi alla cronaca, vediamo che cos'è successo a Roncade, dove una donna si è trovata faccia a faccia con i ladri. Sono appena entrata in cucina e ho visto questi due tipi che stavano entrando, guardandosi intorno, e ho gridato per istinto, no? Non ho neanche pensato, ho gridato e loro mi hanno visto, ho visto tutti e due in faccia, avevano la mascherina e un berretto e sono scappati via subito. Questa è la testimonianza di Samira, che ieri verso le 18 si è trovata nella sua abitazione in via Longhina, San Cipriano di Roncade, faccia a faccia con i ladri. 2 uomini sulla quarantina con cappello e mascherina si sono introdotti nel giardino dell'abitazione e dopo un giro di perlustrazione, come testimoniano le telecamere perimetrali, hanno aperto i balconi per capire se ci fosse qualcuno all'interno della casa. Ero in camera da letto con mia figlia, stavamo giocando tutto e i balconi erano socchiusi così. Sì. Allora ho sentito il balcone, mi sono alzata e ho visto per la finestra che il balcone era aperto. Ho sentito la porta della cucina che si apriva
e dopo le grida di terrore di Samira i 2 uomini sono corsi via fuggendo tra i campi, ma il piano furtivo evidentemente non era terminato, segnalazioni anche in via Stradazza e poche ore dopo, sempre in zona Roncade, un passante incrociato con i fari della macchina, un'ombra accovacciata in un fosso, in una sorta di appostamento premeditato, ma alla vista della luce puntata l'uomo è fuggito nel buio. L'appello è sempre: chiamate subito anzitutto le forze dell'ordine in modo che arrivino rapidamente sul posto, possano sventare anche i tentativi e soprattutto possano riuscire ad acciuffarli. Mandiamo anche attraverso le convenzioni che abbiamo stipulato con le varie forze dell'ordine le informazioni che possiamo acquisire attraverso le telecamere nei varchi, quindi cerchiamo anche di rintracciarli prima che si spostino in altri luoghi. Qui a Roncade la situazione, ripeto, è ancora sotto controllo, però dobbiamo tenere altissima la guardia. Passiamo dalla cronaca alle infrastrutture, perché c'è stato un summit, in questo caso nel Vicentino, per capire l'assetto delle infrastrutture che riguarderanno un po' tutta la regione da qui in avanti. La carica dei sindaci dell'Ovest Vicentino. La battaglia politica si concentra all'incrocio tra la Pedemontana e la TAV. Il cavalcaferrovia di Via Battaglia nel nodo di Montecchio Maggiore va chiuso e abbattuto per consentire i lavori dell'alta velocità, ma prima serve un'alternativa al traffico, altrimenti si rischia la paralisi. Oggi nel Palazzo della Provincia di Vicenza la Regione Veneto si è seduta con i responsabili di RFI, del consorzio IRCAV 2, della Pedemontana Veneta e coi tecnici della 4. Una riunione per cercare le migliori soluzioni affinché il cantiere della TAV crei i minori disagi possibili. Chiaro che è un incrocio molto impattante sul territorio già di per sé per la presenza di un notevole traffico. Bisogna stare attenti a non creare ulteriori danni anche sulla viabilità locale, ma quella anche dei comuni contermini, per esempio Vicenza piuttosto che Brendola. Tra una decina di giorni verrà convocato un altro incontro per valutare come alleggerire il traffico dell'Ovest Vicentino quando verrà abbattuto il cavalcaferrovia di Via Battaglia a Montecchio Maggiore. Sicuramente disagi ce ne saranno, ma stiamo cercando di capire con dati del traffico, con simulazioni, con lavori di mitigazione, con tutte le soluzioni possibili e immaginabili affinché queste opere rallentino il meno possibile l'attività quotidiana di famiglie, industrie e di tutte le nostre comunità. È verosimile, e questa è la proposta di ERICAF, che vengano anticipate delle lavorazioni in maniera tale, di 3 mesi, in maniera tale che possano creare il meno disturbo possibile ai lavori sull'infrastruttura. Bisogna scongiurare il blocco del traffico nel caso i tempi di apertura dei cantieri della TAV non vengano predisposti secondo una programmazione che tenga conto delle esigenze dei paesi coinvolti, dei cittadini e delle tante attività economiche dell'Ovest Vicentino. Oggi le rotatorie che dal casello A4 di Montecchio vanno verso Arzignano possono essere un'alternativa al cavalcaferrovia, ma l'idea che sta prevalendo è un'altra. L'alternativa viaria per ovviare i problemi appunto della chiusura di alcune strade e soprattutto i lavori del cavalcaferrovia potrebbe essere una soluzione che vede Brendola come zona industriale messa a disposizione per una viabilità che già avviene di fatto in doppio senso di circolazione, con la proposta del sindaco di lavorare su una circolazione a senso unico in maniera tale da permettere anche ai mezzi pesanti di passare in tranquillità. Torniamo alla cronaca, torniamo nella Marca trevigiana per una raffica di furti e c'è qualcuno che anche mette sui social le immagini dei ladri. Da Mogliano a San Polo, da Montebelluna a Vittorio Veneto, in tutta la provincia si sono registrati raid di furti e tentati colpi nelle abitazioni. Un periodo dell'anno questo dove maggiormente i ladri entrano in azione. I carabinieri hanno messo in campo numerose pattuglie che presidiano giorno e notte il territorio. Stiamo mettendo in campo come comando provinciale di Treviso tutta una serie di risorse anche aggiuntive. I nostri carabinieri, i nostri colleghi del 4° battaglione di Mestre in questo ci stanno dando supporto, soprattutto
soprattutto nelle zone della provincia che in questo momento risultano essere le più colpite. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, avere la collaborazione dei cittadini. È fondamentale la collaborazione dei cittadini, quindi l'invito è proprio quello di segnalare al 112 eventuali presenze sospette in modo che da poter intervenire sia con un'attività proprio di contrasto sul momento in flagranza, sia con un'attività di prevenzione, perché ovviamente sulla base delle segnalazioni possiamo orientare le nostre pattuglie presenti sul territorio nella zona interessata in quel momento da queste scorrerie. A San Polo e nei comuni limitrofi ladri hanno fatto irruzione in alcune abitazioni. Proprio nella serata di ieri se ne è verificato uno qui a San Polo di Piave, ma altri 4 nel comune di Ormelle e 3 nel comune di Cimodolmo. Quindi è proprio un'azione appunto diffusa che storicamente purtroppo si verifica in questa fase dell'anno. C'è anche chi ha deciso di postare sui social le immagini dell'irruzione di uno sgradito visitatore nella propria abitazione. Si vede quando salta il cancello indisturbato e poi entra in casa. L'appello del sindaco. È fondamentale riuscire ad avere una rete capillare anche di occhi e di segnalazioni anche per le cose più semplici. Ecco, meglio una segnalazione in più piuttosto che una in meno. Cambiamo ancora argomento perché sappiamo che ieri c'è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ovviamente una giornata internazionale non può finire così a se stessa e deve essere ripetuta ogni giorno nei comportamenti, nelle attenzioni, negli atteggiamenti, nella vita quotidiana di ognuno di noi, perché questa piaga possa finalmente essere superata. Vediamo i dati che ci arrivano per esempio da Padova. Vittoria Osage, Roberta Siracusa, Tiziana Gentile. Non è stata certo una fredda ma leggera pioggia a fermare la cerimonia in municipio nella quale si sono ricordate per nome e cognome le donne vittime di violenza nel 2021. Una riflessione voluta dalla Commissione per le pari opportunità accompagnata dal malinconico suono di un violoncello. Tanto sgomento come quello che suscitano i dati del Centro Veneto Progetti Donna per la provincia di Padova. 907 le donne che in tutto il 2020 avevano chiesto aiuto, già 950 al 31 ottobre di quest'anno, una media di oltre 100 al mese. È un numero positivo perché vuol dire che sempre più donne riescono a chiedere aiuto e a considerare il centro antiviolenza un punto di riferimento, un luogo protetto in cui potersi rivolgere e trovare il sostegno che desiderano. Chi aiuta finanziariamente queste strutture? Il Comune di Padova, spiega la Zanni, da sempre sostiene le case rifugio per le donne. Stato e Regione danno pochissimo. Parliamo di 25 centesimi al giorno da parte dello Stato e della Regione per ogni donna accolta, una cifra veramente ridicola se pensiamo al lavoro che ci sta dietro ad ogni donna accolta. L'Istat l'ha addirittura misurato in 82 ore all'anno e pensiamo insomma che le istituzioni, a partire dal nostro governo e poi alla Regione, chiunque deve fare molto di più. Privati e aziende possono dedurre dal reddito le offerte al Centro Veneto Progetti Donna. Abbiamo diverse anche finanziamenti da enti privati, da fondazioni, da aziende che si spendono per questa tematica e ci sostengono sia economicamente ma anche attraverso proprio una rete nel territorio che riescono ad attivare, anche ospitandoci magari nei luoghi di lavoro per parlare della tematica e facendo sentire la loro vicinanza anche in attività di sensibilizzazione. Per noi è importante che sempre più persone ci stiano accanto e riconoscano che il fenomeno della violenza maschile sulle donne può essere affrontato solo in rete, solo insieme. Il 90% delle violenze denunciate dalle padovane proviene da relazioni intime, meno del 5% da sconosciuti, un altro 5% da colleghi e superiori di lavoro. Solo il 25% delle donne sporge denuncia. Ricordiamo che oltre al numero verde nazionale 1522, in provincia di Padova è attivo anche il numero 800 81 46 81. E anche nel Vicentino è stato aperto un nuovo centro d'ascolto.
L'81% delle violenze contro le donne si manifesta all'interno di relazioni della coppia, sia in relazioni in corso sia concluse. Nel 2019 i contatti raccolti dai centri antiviolenza regionali erano stati 7.127, sono scesi a poco più di 6.500 nel 2020, dato spiegato dagli esperti come conseguenza del lockdown, condizione che ha ingabbiato ancora di più le donne in difficoltà. Il dato complessivo delle donne prese in carico dai centri antiviolenza nel 2020 è di 3.110, cioè una donna ogni 789 donne residenti. Alla luce dei dati regionali si amplia la rete d'ascolto capillare sul territorio con un nuovo sportello Spazio Donna inaugurato oggi dall'assessore regionale Manuela Lanzarin nel comune di Castignero in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Vuole essere il primo mattoncino per fare in modo che altri comuni limitrofi con cui siamo anche in convenzione per quanto riguarda i servizi sociali aprano altri punti uguali a questo. Un punto di riferimento dove affrontare problematiche di parità, prevenzione e varie forme di disagio grazie alla consulenza di esperti legali e di conciliazione delle tematiche familiari e del lavoro, che si aggiunge alla rete di assistenza regionale composta da 26 centri antiviolenza, 37 sportelli di ascolto e 27 case rifugio. Lo sportello Donna ha come obiettivo primario quello di essere un punto di riferimento per le donne, specialmente quelle con disagio, ma non essenzialmente, nel senso che poi verranno costituiti anche dei gruppi per volontari e quindi potranno essere donne che semplicemente si vogliono dedicare anche ad altre donne. E sempre a Vicenza è stato firmato un protocollo contro le discriminazioni sul lavoro. Un protocollo d'intesa tra sigle sindacali e consigliera di parità della provincia di Vicenza per fare squadra contro le discriminazioni sul lavoro. Tra i temi affrontati il mobbing, la disparità salariale, il tema del tasso di occupazione femminile che resta lontano dagli obiettivi europei. I nostri dati ci dicono che l'occupabilità delle donne nel 2020 è del 54,3%, delle donne in età lavoro stanno lavorando, ma nel 2019 era il 59,4%. In un anno il 5% di donne in età lavoro ha perso e non lavora più. Per i maschi la situazione è comunque di peggioramento, ma non è altrettanto grave. Obiettivo del protocollo è dare risposta alle nuove esigenze maturate anche in seno alla pandemia per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere politiche di pari opportunità. Nel mio compito proprio di pubblico ufficiale che ha la responsabilità di segnalare e di contrastare la discriminazione nei luoghi di lavoro, è nata proprio la necessità di una collaborazione forte, sia per scambiarci informazioni, per avere un flusso di informazioni e monitorare il territorio, ma sia anche per dotarci di prassi, di modalità di approccio a queste problematiche comuni e più efficienti. E ora chiudiamo questa pagina dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne con l'aggiornamento di quello che è stato organizzato, fatto e detto a Venezia. Victoria Osagie, 34 anni. È stata uccisa dal marito all'interno della propria abitazione a Concordia Sagittaria in provincia di Venezia. Dallo CGIL che in un video ricorda i 10 femminicidi del 2021 in Veneto alla Polizia di Stato. E poi incontri, testimonianze, corsi di formazione. Sono tante le iniziative promosse dai comuni veneziani in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A partire dalla maratona di solidarietà organizzata dall'associazione Mestre Mia con la partecipazione di personalità della cultura, della politica e del giornalismo. Incredibile che nel 2021 siamo ancora qui a dover raccontare quanto sia ignobile chi soltanto sfiora o tocca una donna. Ignobile e vigliacco chi pensa di fare del male alle donne. Si tratta di occasioni che aiutano a riportare l'attenzione su un fenomeno che nonostante tutto non accenna a diminuire e a dare informazioni utili per affrontare le situazioni di difficoltà. Le donne vittime di reati di genere, secondo le segnalazioni raccolte dalle divisioni anticrimine delle questure, sono 89 al giorno in tutta Italia. Nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia.
La violenza contro le donne è una piaga sociale, i dati sono allarmanti e c'è un aumento esponenziale delle vittime di violenza. Si parla di un femminicidio ogni 3 giorni. Questo allora porta noi come istituzioni a non abbassare la guardia. La lotta alla violenza contro le donne è una responsabilità di tutti noi. In particolare abbiamo la fortuna nel nostro territorio di avere un grande centro antiviolenza. Lavoriamo tutti insieme, veramente culturalmente, per spiegare che la violenza sulle donne è una violenza contro il futuro di tutti. Voltiamo pagina, andiamo a vedere come si sta organizzando la comunità e la cittadina di Tombolo per i funerali di Ennio Doris che sono in programma domani. Ci sarà anche la Camera Ardente, sono previste tantissime persone, sono previste tante autorità. Non avevo dubbi che Ennio avesse scelto Tombolo come ultimo luogo per un saluto a lui e alla sua persona. È sempre stato legato al suo territorio, tanto da non cambiare mai la residenza, che è sempre stata qui a Tombolo. Sabato mattina alle 8:30 l'apertura della Camera Ardente nella sua residenza. Alle 14:30 il funerale celebrato dal parroco Don Bruno Cavarzan nella chiesa di Sant'Andrea. Ore febbrili di lavoro per la comunità impegnata nel rendere omaggio a un grande concittadino, un amico fraterno, un grande benefattore. Nel comune saranno allestiti 3 maxi schermi. Nel sagrato della chiesa una tensostruttura in grado di ospitare 600-700 persone, 140 le autorità attese, il presidente del Veneto Luca Zaia, Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, il regista Ferzan Özpetek e molti altri. Ma saranno tanti anche gli amici che vorranno essergli accanto nell'ultimo viaggio. Nelle vie d'accesso al comune saranno posizionati varchi per il controllo del Green Pass. Dalle 13 chiuse le provinciali da San Martino di Lupari e da Cittadella. A vigilare gli uomini della protezione civile, i carabinieri in pensione, donne e uomini delle forze dell'ordine. È un momento impegnativo per la nostra comunità e dobbiamo affrontarlo come lo avrebbe sempre affrontato lui, col sorriso e con la volontà di costruire un qualcosa di bello per il futuro. Domani i nostri giornalisti, le nostre telecamere, i nostri operatori saranno a Tombolo per seguire l'ultimo saluto a Ennio Doris, per sentire anche le voci di chi vorrà tributare un addio a questa figura così importante non solo per il Veneto. Adesso andiamo avanti con una notizia un po' diversa dal solito, perché vi ricorderete che qualche tempo fa una persona, un anziano, era stato preso a pugni e a calci perché aveva deciso di difendere una donna che veniva picchiata, molestata dal compagno a Vicenza, e quest'uomo ha ricevuto ieri una targa dal sindaco. Violenza urbana. Le case come una foresta di cemento dove vige la legge del più forte. Immagini crude, ma questo non è un film, è realtà, cronaca, verità. A Vicenza, in piazza del Mercato Nuovo, un ragazzo litiga con la fidanzata, la maltratta, interviene un cittadino settantenne, ma il giovane lo colpisce a tradimento all'improvviso con un gesto vigliacco. Poi si accanisce sull'uomo a terra, gli dà un calcio in testa, poi uno in faccia. Prende la bicicletta e se ne va, lasciandolo per terra. Ho visto un ragazzo che stava picchiando una ragazza e mi è sembrato logico intervenire, insomma, sembrava il mio dovere. Pensavo però che fosse una lite fra innamorati, non pensavo che fosse uno che aveva precedenti penali da qui all'infinito e che quindi appena mi ha visto mi ha tirato un cazzotto senza neanche che io dicessi ed è andata così. Era il 15 settembre 2020, sono passati 14 mesi e oggi, in un giorno come tanti ma non come tutti, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Vittorio Cingano, l'uomo che non si voltò dall'altra parte, l'uomo che intervenne a difesa della ragazza, riceve a Palazzo Trissino dalle mani del sindaco di Vicenza una targa di ringraziamento per l'alto senso civico dimostrato. Speriamo che sia un esempio. Speriamo che sia un esempio. Se qualcuno vede queste cose, che intervenga anche lui. Oggi a Vittorio Cingano di quella giornata di 14 mesi fa restano ancora 3 viti nel femore. L'aggressore, un ungherese di 25 anni senza fissa dimora, un violento già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato condannato e ora si trova in carcere. All'epoca si era sollevata l'indignazione generale. L'opinione pubblica chiedeva una pena esemplare. La vicenda si è conclusa dal punto di vista giudiziario
con il pubblico ministero che ha chiesto 8 anni. Poi c'è stato il rito abbreviato per cui si è andati a 5 e il giudice ne ha dati 2 e qualcosina. Andiamo a Venezia, andiamo nel cantiere di San Marco dove c'è qualche problema dovuto all'acqua alta. Slittano ancora i tempi per proteggere la Basilica di San Marco dai danni dell'acqua alta. È arrivato infatti un nuovo stop. Mancano i pagamenti, lamentano le aziende che hanno l'affidamento delle opere, condizione imprescindibile per l'avanzamento degli interventi. Non è ancora stato liquidato l'anticipo contrattuale come previsto nell'atto di impegno del 13 settembre 2021. Hanno comunicato tramite PEC Costruttiva e la Rossi Renzo Costruzioni al Provveditorato e al Consorzio Venezia Nuova. Si legge ancora che dal 22 novembre verranno interrotte tutte le attività di cantiere tranne i normali adempimenti relativi alla sicurezza. Fino a che non arriveranno i soldi, i lavori non proseguiranno. Chiudiamo con una notizia che non può che far piacere agli sportivi, ai tifosi di calcio, ma insomma anche agli appassionati di sport in generale, perché è arrivata a Vicenza la Coppa degli Europei di calcio, sarà esposta nella loggia del Capitaniato. Tanto attesa, lei la protagonista delle notti magiche del trionfo dell'11 luglio a Wembley che ha portato gli azzurri sul tetto d'Europa, è arrivata. Eccola mentre svela tutta la sua lucentezza in attesa di essere esposta da domani a domenica 28 novembre nella loggia del Capitaniato di Vicenza. Un simbolo nel luogo simbolo della città, opera di maestri artigiani di un'azienda vicentina, la Coppa Euro 2020 che ha fatto sognare i tifosi azzurri, tanto inaspettata quanto meritata, sarà a disposizione di cittadini e turisti per un selfie, una foto, uno sguardo d'ammirazione e per rinverdire lo spirito d'appartenenza. L'iniziativa Azzurri d'Europa è stata promossa dall'Associazione Italiana Calciatori e dall'amministrazione. In chiusura 2 notizie, una che arriva dall'ANSA a livello nazionale, anzi internazionale. Sale l'allarme per una nuova variante individuata in Sudafrica, considerata la più significativa scoperta, finora particolarmente pericolosa per la grande quantità di mutazioni a cui può dar vita, tali da eludere i vaccini. Questo ci dice l'ANSA in questo momento, una nota appena arrivata qui in redazione. Anche se l'Istituto Sudafricano per le malattie infettive rassicura sul livello di protezione, sono previsti per oggi un documento delle CDC e una riunione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma ci vorranno settimane per comprenderne l'impatto. Quindi una situazione che ha portato al divieto d'ingresso in Italia da 7 paesi africani. Stessa decisione hanno preso Germania, Austria e Israele, dove è già stato individuato un caso. Anche l'Unione Europea proporrà lo stop ai voli dall'Africa meridionale. Le borse hanno subito un contraccolpo rispetto a questa notizia. C'è stato anche un brusco calo del prezzo di petrolio e gas. Vi ricordiamo che sono arrivate le prime indicazioni dalla cabina di regia sulle incidenze, su quelle che sono le scelte del governo. Dalla settimana prossima Friuli in zona gialla, restiamo in zona bianca in Veneto. La situazione generale però non è ottimale perché i contagi crescono fortunatamente anche i vaccini. Quello che non abbiamo visto e detto fin qui lo vediamo stasera nel TG Bassano, nel TG Vicenza. Ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le notizie di oggi. Ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.